È una fotografia in chiaroscuro, quella scattata dalla Banca d'Italia sull'economia sarda nei primi mesi del 2024. Il report è stato presentato oggi a Cagliari. La crescita segna il più 0,4%, in rallentamento rispetto al primo semestre del 2023 e con l'industria che mostra un generale indebolimento, ad eccezione dei settori dell'alimentare e della raffinazione dei prodotti petroliferi. Fra i settori in flessione, l'edilizia, dove la rimodulazione dei bonus ha portato a una contrazione della domanda, luce e ombre anche sugli appalti del PNRR, dove il dato sulle gare aggiudicate in Sardegna risulta inferiore rispetto al resto del Mezzogiorno, ma dove lo stato d'avanzamento è mediamente più alto. Il fatto che l'economia della Sardegna si attesti allo 0,4% la crescita, in linea assolutamente con il dato nazionale, secondo me non è un dato preoccupante. Bene invece il turismo, con riflessi sul mercato del lavoro a termine, ma la Banca d'Italia avverte. Il turismo porta diversi vantaggi, però soprattutto non sembra portare un'occupazione stabile nel tempo, non porta dei benefici, diciamo, di medio-lungo periodo. Quindi il turismo va bene, ma occorrono altre cose, secondo me occorrono infrastrutture più importanti, delle scelte decisive su capitoli fondamentali come l'energia e altro. Soffrono invece i consumi nonostante il reddito disponibile delle famiglie segni un aumento in termini reali del più 2,7% e la stretta del credito mostra un allentamento con i mutui che segnano una diminuzione dei tassi di interesse dal 4,5% al 3,8%. I consumi sono abbastanza fermi, quindi il commercio ne risente da questo punto di vista. Insomma, abbiamo buone notizie per quanto riguarda la ripresa del potere d'acquisto delle famiglie, perché l'inflazione si attesta allo 0,7% a settembre, quindi sia in termini nominali che reali i redditi delle famiglie sono abbastanza importanti, insomma, stanno cominciando a riprendere.